Buongiorno a tutti ragazzi, buon mercoledì. Ieri sera c'è stata ragazzi una scossa di terremoto in Sicilia. È stata molto sentita dalla popolazione verso le 22:56. Anche se in realtà è stata di magnitudo 2,6, però ragazzi si è sentita perché a parte che era pochissimo l'ipocentro, in effetti ragazzi era di soli 4 km, quindi una- un terremoto di magnitudo 2,6 con soli 4 km di profondità è normale pure che sia sentito, diciamo, nella zona dove sta l'epicentro, che in effetti l'epicentro è a Melo, che sarebbe una provincia, diciamo, di Catania in realtà. Quindi tanta paura come sempre, giustamente la gente preoccupata. Non è stato il vulcano, partiamo da questo, anche se l'Etna un po' a questa parte sta un po', diciamo, aumentando la sua intensità, sempre però nel modo giusto, nel senso che non è un vulcano esplosivo, però non è questo terremoto, ciao viverà, non è dato dal vulcano, quindi è un terremoto normale di una faglia. Quindi il sisma è stato localizzato a 2 km da Melo, 3 km da Zafferano, in tanti comuni, diciamo in tante province di Catania. Ciao Marta, ciao Domenico. Non ci sono ragazzi né danni né a persone né a cose, solo la paura come sempre, giustamente. Quando senti la terra tremare sotto i piedi, non credo che nessuno, ciao Cinzia, riesca a rimanere impassibile. Pure io se sento il terremoto, secondo me volo da qua. Secondo me dal terzo piano al primo piano ci metterò un secondo, sono convinto. Quindi penso che nessuno è di ferro che non si metta paura, però 4 km di profondità sono pochissimi ragazzi. Anche un terremoto, come lo chiamo io, scemo di 2,6, eh, però a soli 4 km ragazzi, e beh si sente comunque, quindi tutti quanti, poi lì ci sta il pericolo dell'Etna, quindi immaginate che sì, Domenico, sì, però immagina quelli che abitano a Catania, no? Sapendo il vulcano. Allora, qualsiasi minima scossa, tu pensi al vulcano, ecco quel vulcano, ecco quel vulcano, perché lì comunque si vive con questa fissazione che l'Etna prima o poi, anche se è da premettere che l'Etna è uno dei quei pochi vulcani che è tranquillo, no tranquillo che non fa nulla, no per l'amor di Dio, in senso che non è esplosivo, cioè può andare in esplosione che con fiumi di lava, queste cose qua, però non come lo Stromboli che arriva, come si dice qua a Napoli, ti arrivano i pezzi di fuoco incandescente addosso e non sai da dove arrivano. L'Etna no, l'Etna fa le colate di lava, 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 cioè questo magma che scende dal nord, da sud, da tutti i lati. Adesso ad esempio so che sta uscendo dal lato nord, però ti dà tutto il tempo di andare via. Invece lo Stromboli no, se stai sull'isola di Stromboli e quello fa un'eruzione esplosiva, è come viene poi là, eh. E che ne te pigli un pezzo di lava in testa, che fai? Quindi in effetti a Catania si vive anche con questa paura che quando si registra una scossa si pensa a vulcano, però questo, perlomeno questo qui non c'entra nulla con il vulcano, è stato un terremoto di una faglia e basta, è stato sentito perché a 4 km è superficiale. Sì, 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 io abito a terzi piano, secondo me arriva a pian terreno, secondo me un secondo, se ho vinto, guarda, come si dice a Napoli, a Campania, la paura fa 90, ma chi la prende fa 91, uno in più. Quindi secondo me non tocco gli scalini, secondo me di volo. Sono convintissimo.
Una volta infatti stavamo andando un sacco di ragazzi, sa come si fanno da ragazzi nei posti quelli là oscuri dove non ci stanno, ci stavano a chiesa qua che noi chiamavamo a un sconsacrata, sa, queste cose misteriose. Ma eravamo un sacco di noi, ma davvero una trentina forse. Comunque ragazzi abbiamo sentito una persona, noi camminavamo e ci fermavamo e sentivamo dei passi dietro di noi, però dietro di noi ragazzi non ci stava nessuno. E io dicevo ragazzi facciamo una cosa, camminiamo e poi fermiamoci e vediamo se sentiamo camminare qualcuno dietro. E da premettere che era notte e che dietro non ci stava nessuno ragazzi, la visuale era ampia. Abbiamo camminato, ci siamo fermati e abbiamo sentito proprio come dei tipo zoccoli. Ma se quando ci abbiamo messo, se sono arrivato a Madirno, perché qui era Cappelle, più o meno un chilometro va dalla distanza di casa a queste cappelle. Ma secondo me non ho toccato i piedi per terra a quell'epoca, ti giuro. Secondo me hanno detto ma Peppe dove sta? No, no, su queste cose mi piacciono però ho paura, quindi partiamo da questo. Anche perché è una cosa che non riesco a spiegare, quindi dico non ha senso, capisci? Quindi diciamo se senti il terremoto io volo. Porta aperte, tutti, lascio tutto come sta. Mi ricordo la gente nell'86, io se prendi qua, prendi questo, prendi qui, ma che pigli, va a tenere in da casa. Quando ci fu il famoso terremoto ai mondiali lì. Però ragazzi, dai, alla fine non è successo nulla, quello è l'importante. Quindi una scossa diciamo 2.6, profondità 4 km alle 22.56 di ieri sera, però non ha nulla a che vedere con il vulcano. L'epicentro è stato a Milo, l'ipocentro 4 km come vi ho detto, quindi sì, sì, è stata sentita perché era molto, diciamo, superficiale, se no non la sentivano. Però a 4 km, giustamente, senti un po' la terra, tipo tacatà, come dico io. E quindi giustamente tutti quanti sui social, su Facebook, Twitter, che sta succedendo, poi i siciliani diciamo sono un po' come noi meridionali, uguali, non cambia nulla, a parte un po' la parlata, ma sono uguali a noi come espressione e come tutto, quindi diciamo che cambia solo l'accento, il modo di parlare, però la testa è quella lì, via, finale. Quindi già mi immagino la scena che sta succedendo, che qui a chi fa tipo Napoli, tipo Salerno, tipo questi paesi diciamo del sud, calabresi. In effetti ci distinguiamo solo per questo, per un po' per l'accento. Il napoletano parla più largo, il salernitano parla più stretto, quello di Avellino un po' una mezza e mezza. Ad esempio quello di Avellino già tiene, tiene il modo di dire io dico a stai, dove sei, e lui dice a staci. Quindi diciamo cambia di poco. In effetti un napolitano invece c'ha stai, lo dice più largo, però è uguale a noi. Quindi in effetti ci somigliamo. Quindi i siciliani invece è diverso. I siciliani e tu stai, che feci, che fui, però capisci che stanno dicendo, capisci? Che fu, che è successo significa. Quindi diciamo che anche il siciliano, anche se un po' diverso dal nostro dialetto, si capisce. Come i calabresi, i calabresi parlano uguale quasi ai siciliani. Quelli più difficili ragazzi, beh, quelli sui pugliesi, quelli arabo. Se senti un pugliese parlare, ragazzi, lo senti diciamo a livello pugliese pugliese. Sì, ho sentito una ragazza su YouTube perché non so, parlavo con un altro che il Veneto non si capisce e parlava veneta, no? Ma è difficile là, proprio. È come il sardagnolo. Dani, stavo spiegando che fra Napoli e Salerno parla, solo che
voi napoletani avete la cosa più larga di noi, addo stai? Cioè avete questa cosa più larga di parola, mentre noi più stretta, quella è, ma poi al finale si è uguale la parola. I siciliani sono un po' diversi perché l'accento è diverso, dove fu, giusto che fu, tutte queste cose, che fu, quindi diciamo è diverso, però si capisce. I dialetti più, quelli che mi hanno fatto paura, sono la Puglia e il Veneto. Là è arabo puro. Là è come se fosse una lingua straniera, quindi devi imparare una nuova lingua. Ah, è un'altra cosa, ragazzi, mi dimentico. Avevo un amico sardo, l'ho sentito, ciao, grazie, l'ho sentito parlare sardo. Ragazzi, è allucinante, una cosa che non si può capire. In effetti non si capiva nulla quando parlava con la moglie. Lui stava a Salerno ai mercatini, chiamava la moglie. Ragazzi, zero, non si capiva, no. Cioè noi napoletani, salernitani, tutti quelli del sud, quando parliamo così napoletano, cioè a finale ci capite quando parliamo. Pure se parliamo napoletano, pure si parla napolitano, come mo, voi mi avete capito che cosa ho detto. Invece, allora, la Puglia, il Veneto e la Sardegna, ci vuole il traduttore pure per noi napoletani. Là ci vuole il traduttore anche per noi, non lo possiamo capire. Statisticamente, ah, ragazzi, un'altra cosa, una sola volta l'ho sentito però questo, il piemontese, perché sono stato a Torino 5 anni, però l'ho sentito in 5 anni una sola volta. Parlavano un dialetto piemontese, non stavo a Torino proprio centro comunque, però erano due vecchietti ragazzi, partiamo che avevano secondo me, ma buono buono 90 anni ciascuno, due vecchietti che stavano ai giardini reali e parlavano un dialetto. Io ho domandato alla signora, signora per favore, che lingua è quella? E la signora mi spiegò che quello è il vero dialetto piemontese, che oramai si era perso quei tempi, però chi è vecchietto così dice lo parla ancora. Sì, sì, stavano due vecchietti, marito e moglie, che stavano sulle panchine e parlavano in un modo strano, secondo il mio punto di vista. Quindi ho fermato uno di Torino e ho detto per curiosità, mi vuoi dire che lingua è quella? Perché io pensavo ucraino, rumeno, ma non lo so perché io le conosco le lingue, capisci? Ho detto ucraino non è, rumeno non è, russo non è, perché a parte conosco quasi tutte le lingue. Allora non mi capacitavo che cos'era. Perché per motivi di lavoro, come ho detto, ho imparato, non dico tutte le lingue, ma perlomeno tutte quelle dell'Europa, sì. A meno che non mi vengano a parlare in africano, allora non lo so. Però Romania, Ucraina, questo sì. Russo, spagnolo, francese, tedesco. Quello lì non capivo che roba era. E quindi ragazzi, i dialetti veri, 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 diciamo, difficili sono il pugliese, il veneto, il sardo e il piemontese, per quelli che io ho visto e ho sentito, però. Ad esempio io, sì, io a Torino, sì, ma i dialetti no, il dialetto veneto per me è arabo, come il dialetto pugliese. Ad esempio io stavo a Torino, grazie, ho conosciuto Lino Banfi, infatti sul mio profilo c'è sta la foto con lui, su Instagram pure, e ho conosciuto Lino Banfi e stavamo al, come si chiama, Hotel Il Lingotto a Torino, che era andato a trovare a mio fratello che il suo figlio doveva fare un trapianto. E comunque stava con una signora che lo accompagnava, era la sua accompagnatrice sicuramente. Questo hotel a 5 stelle, partiamo da questo, non era un hotel diciamo di quelli così così. Mio fratello l'ha dovuto prendere per motivi che doveva stare vicino alle molinette, quindi perché stava facendo il trapianto del suo figlio, quindi ha dovuto, se no perché anche perché poi a Torino poi è difficile trovare casa. E quindi diciamo in quei giorni lì lui stava al Lingotto, che in caso di qualcosa veniva chiamato, è vicino, diciamo è proprio vicino Lingotto, Molinette, in effetti dove ha fatto l'operazione, anzi il trapianto in effetti, che poi, sì sì sta benissimo, sì sì, tiene l'acceleratore ora come ho detto io.
sta proprio accelerato, quindi è andato bene l'operazione. E comunque abbiamo conosciuto Lino Bambi e parlava dialetto con un'amica a telefono, non lo so, ma è uguale come a quando fa la scena dello schiaffo nel film, che incomincia Peppino, Peppino, che incomincia sotto i video su YouTube compaiono le scritte in arabo, uguale ragazzi, non si è capito nulla. Poi è venuto vicino, ragazzi, come state? Per in italiano, eh? E abbiamo fatto la foto io e mio fratello Vincenzo con lui, una persona cordiale. Stavo con questa signora che era la sua accompagnatrice. Siamo stati la serata a prendere il caffè, a fare due chiacchiere per il fatto dei film, ma una persona davvero umile, diciamo, non come quelle persone che si sentono chissà che solo perché sono attori o persone importanti. Invece lui è stato sul divano, sotto al lingotto. Certo ci sono stati problemi perché tutti quanti volevano fare le foto, però poi nel tardi ci siamo stati a prendere il caffè giù perché l'hotel, diciamo, era chiuso, in effetti solo arrivavano solo quelli là che già stavano dentro, quindi non c'è stato più il casino delle foto. Una persona veramente come noi, uno di noi, a parte, certo, più di noi avrà i soldi, la fama, però è come noi al finale. Quindi una persona che poi del sud, ragazzi, i film che ha fatto per noi è come i film di Nino D'Angelo da noi, di certo a Nino D'Angelo al nord, chi lo conosce? Giustamente Nino D'Angelo lo conosciamo qua a sud, non possiamo andare a Bergamo e dire ma tu conosci Nino D'Angelo, sarebbe anche ridicolo pure. Quindi diciamo che Lino Banfi, Nino D'Angelo sono persone che noi siamo cresciuti con loro, diciamo. È tipo come i cartoni animati che stavano un tempo. Quindi in effetti con i film di Nino Banfi, Renato Pozzetto, noi ci siamo cresciuti perlomeno. Però mi è fatto piacere conoscere una persona proprio tranquillissima. Un'altra persona che ho conosciuto sempre a Torino è stato Sperandeo, quello là siciliano, l'attore, quello che fa i film di mafia. Anche con lui l'ho trovato a Torino, è un amico del mio padrone, diciamo, dove lavoro. Tony Sperandeo è un attore, fa i film tipo di mafia, questi film qua. È siciliano, Doc, lui di Palermo, eh. È la verità, anche, sì, e ti dico la verità, l'ho conosciuto, è un tipo molto alla mano. E poi capiscono poco, che parla proprio palermitano palermitano. Difatti siamo stati una serata lì, un pane castigliolo, un pane cameus, tutte queste cose diciamo palermitane. Però siamo andati su Instagram, diciamo una fiera dove io lavoravo, che lui venne da me, mo fai un panino con la pucchetta. Perché all'epoca stavo nel banco della porchetta e lui voleva fare il porchetto. Lui è un amico caro del mio padrone, diciamo, quindi quando facciamo le fiere o tutte queste cose lui viene comunque a trovarci sempre. Quindi poi abbiamo il banco siciliano che facciamo arancini, queste cose qua e quindi anche lui viene tipo a fare l'inaugurazione. La Omeusa, chi se? Allora, la Meusa, la mezza fatta però in modo siciliano. Tipo dove sta il fegato, come ti devo dire? La milza, sopra il fegato ci sta la milza. Sai quando tu corri e ti fa male il lato, dici che ti manca l'aria e ti fa male col dolore? Quella è la milza. Diciamo che è un organo che viene fatto con, diciamo, viene bollita e poi viene fatta fritta nel lardo, diciamo, nel burro, nel grasso e poi viene messa in un panino con il sesamo e questo è il pane cameus. Poi se la vuoi maritata ci metti sopra il formaggio, quindi è una bomba, in effetti è buona. Invece qua a Salerno noi usciamo a farla diversamente, in effetti noi
facciamo una tasca internamente alla Meusa a San Matteo, che fra poco è 14 di settembre, e qua tutti quanti a Salerno fanno la famosa Meusa. Ah, qua la chiamano la Meusa però veramente. E si riempie di base di prezzemolo, di aglio, di peperoncino e si mette a friggere. Poi si mette a bollire nell'olio con aceto, quindi poi si lascia riposare e si taglia a fettine e poi si mette nel pane. Questo è tipico, diciamo, salernitana. Quindi diciamo, ma credo che la faranno pure a Napoli così. Solo in Sicilia la fanno in modo diverso. In effetti prima la fanno bollire per tante ore, poi la affettano sotto. No, grazie, no. Che cosa sono più o meno? Diciamo che ho assaggiato varie cose. Ho assaggiato la tigella a Torino, ho assaggiato la polenta a Bergamo, la polenta con fagioli e salsiccia. Poi sono stato con i ragazzi del Trentino Alto Adige, ma un casino perché bevevano di brutto proprio. Quei ragazzi sono stati quei ragazzi di Trento che pure ieri ho sentito. Ho detto ragazzi, tutto sì, 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 sì. Ha detto cercavano persone, ha detto ma i terroni vanno bene. Comunque, un sacco di cose. Ah, ecco qui cosa ho mangiato dai ragazzi del Trentino, amici miei. Il goulash. Solo che dopo il goulash, ragazzi, quelli sì, proprio bottiglie di. Volavano bottiglie di bianco, come lo chiamano loro. Alla fine serata stavano tutti persi. Ma questo sempre in fiera, ragazzi. Quindi loro usavano questo goulash, però devo dire la verità, era la fine del mondo, ragazzi. Quindi diciamo che. Ah, poi ho mangiato lo gnocco fritto che io non avevo mai mangiato, è buonissimo. Quindi diciamo che ho girato un po', quindi ho assaggiato le varie cucine. Sì, sì, l'ho mangiato, è buono, grazie. Non sapevo che si chiama taglioni, sì, l'ho mangiato, è buonissimo, sì, sì. E che ti ho detto, non so come si chiama, perché poi quelli me li portavano a banco, però non so come si pronunciava bene. I taglioni, sì, sì, l'ho mangiato, sì. La salsiccia di Bra, poi a Torino ho mangiato bene. Ma un sacco di cose, ragazzi, che l'unica parte che non mi è piaciuta del mangiare, devo essere sincero, è Milano. Non mi è piaciuto per niente, come la Francia uguale. La Francia proprio stanno proprio inguaiati. La Francia, io ero felice che siamo stati a Parigi, tutti quanti abbiamo montato il banco e ho detto ragazzi, stiamo qua. Sì, ma io l'ho mangiato in strada, grazie, io l'ho mangiato in strada, non. Quindi perciò ti ho detto, non li ho mangiati in ristorante, li ho mangiati in strada questi taglioni come li chiami tu. Quindi tutto questo che sto dicendo io l'ho mangiato in strada, con lo street food che io faccio sempre. Invece in Francia ho provato sia il cibo di strada che il cibo normale. Non è buono né uno né l'altro. Posso garantirti, a parte quelle baguette che ti danno così, che pare che devi portare la pagnetta sotto a braccio, è un'indecenza proprio, non si mangia bene proprio. Secondo me in Francia l'unica cosa buona sarà lo champagne, i profumi, ma per il mangiare ragazzi dicono di essere Masterchef, ma dovete andarci e capire come si mangia. Una volta stavamo in fiera in Finlandia e stava un rumeno che voleva cucinare, ragazzi. Ho detto stasera che fai? Faccio i spaghetti con la pomodoro. Vabbè. Allora ci andiamo a lavare, poi ognuno andavamo a turno a fare. Yeah, grazie, vedi che è pazzesco. Io quando mi ha dato questa cosa in mano ho detto che già fa? Ho detto mi dare una busta, un sacchetto. E quello mi dice no, qua si fa così, ma che si fa così? Ho detto vicino al ragazzo vai nel camion, lavora e prendi un sacchetto. Abbiamo portato i sacchetti noi dall'Italia. Ma no, no, è pazzesco proprio. Vabbè. A finale questo rumeno ragazzi ha voluto fare gli spaghetti con pomodoro. Ho detto vabbè facillo tu.
Sapete che ha fatto, ragazzi? Una cosa allucinante. Che a volte io penso, ci penso ancora. Non lo vuoi fare in Italia. Al sud non lo fare perché ti arrestano. Ha scolato gli spaghetti, ragazzi. Ha messo il ketchup. E ha messo il formaggio. E ha fatto passare la pasta calmaro. E se si vai a Napoli ti arrestano. Sì, vipera, chi si mangia sto buco? Il tuo domanda fuori. Tu hai detto spaghetti con pomodoro. Questo non è pomodoro. No, non lo so, è pazzesco. Cioè, per loro è la pasta spaghetti con pomodoro è quella. Ah, perché hai detto il ketchup non è pomodoro? Madonna mia. Se dove l'ho fatta arrivare la pasta? Direttamente, né bagno, né cesso, direttamente l'ho fatta tutta. Neanche nell'immondizia, ho detto. Deve andare nel cesso perché la devo scaricare. Poi ho messo a fare io un po' di sugo semplice e abbiamo fatto gli spaghetti. Mezza volta che l'abbiamo comandato di fare qualche cosa che sapeva fare, che sai fare. So fare spaghetti con pomodoro. E fallo allora, noi ci andiamo a lavare perché facevamo, sai, una sera cucini tu, una sera cucino io. E poi uno lavava, uno ci organizzavamo. Allora ho detto tu a questo qua ragazzi non mai in cucina mai più. Se vuole fare qualche cosa, pulisce, sistema i letti, sistema l'immondizia, basta che non cucina. Che poi in casa noi ogni settimana cambiavamo casa e quindi ragazzi ogni settimana giustamente dovevamo lasciare la casa pulitissima come l'abbiamo trovata. Ciao Mr. Medic. E quindi giustamente è anche logico come l'abbiamo trovata, così l'abbiamo lasciata. Però cercavamo di stare sempre puliti così l'ultimo giorno, ragazzi, non c'è maracita e puzza tutta la casa. Ci ha messo pure il formaggio sopra poi. E ho detto, ma scusi no, ma come l'hai fatto il pomodoro poi? Perché quelli già stavano i piatti a tavola, no? E lui ha preso il vasetto quello là grande ketchup. Se- mo gli altri ragazzi erano di Torino, quindi in effetti erano 3-4 rumeni, 2 ucraini e il resto era italiano. Erano del nord però, eppure non l'hanno voluto sapere. No, no, a me mi piace la maionese, la verità. La maionese la mangio sulle patatine a volte, però non sempre. Ma il ketchup proprio, schifo proprio. Non solo, che la cosa a me ketchup è più forte di me, non mi piace. No, è più forte di me. La maionese l'accetto sì sulle patatine, su qualche cosa di sfizioso. Ma che la cosa luce mucra i pomarolo? No. Per me il cibo deve essere salato. Quindi una cosa che non è salata, ad esempio qua fanno a volte qualcuno ho visto che ha fatto la pizza di riso dolce. Qua si fa la, diciamo, la pastiera di grano, no? E però quello è dolce. Invece le persone fanno la pastiera di riso dolce. Che vuoi da me? A me la convinzione che il riso deve essere salato, a me non se ne scende. Perché per me il cervello dice che il riso viene fatto con la zucca, viene fatto con... E non mi piace vivere, la verità, non ce la faccio, ti giuro. Perché è abituato e che il riso, capisci, lo mangio salato con pomodoro, diciamo con le patate, riso e patate, riso e fagioli, riso e... Allora, mo vedete questo riso qui, è tipo pastiera. Ma qua un sacco di gente la fa sta pastiera di riso dolce. È più forte di me, non ci riesco. No, ma l'ho assaggiato, è buono, per me è la mia testa che mi dice che il riso, capivo, ha mangiato salato. L'ho assaggiato, non è male, no. Però no, è la cosa che ci sta il riso che non mi piace. Invece la pastiera di grano, ci sta il grano, ci sta la ricotta, quindi è un dolce. Allora, quella è una cosa dolce, io la mangio quando ho voglia di qualcosa di dolce. No, vabbè, ma è una questione di gusti, eh.
Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata, mi vado a fare un bel caffettino così riprendiamo sta giornata. Tanto il terremoto non ha fatto nessun danno, se ne è messo sulla paura, come sempre. Quindi ci sentiamo alla prossima notizia ragazzi, ciao a tutti, ciao Vipera, ciao ragazzi, ciao Tony, ciao a tutti. Ciao, grazie.